La processione del Saskirkas ha chiuso ieri in tarda serata a Nuoro i riti del Giovedì Santo che hanno aperto in tutta la cristianità il Triduo Pasquale. Le vie del capoluogo barbaricino sono state attraversate dai fedeli che, raccolti in preghiera e col passo cadenzato dai canti sacri, hanno rievocato il peregrinare della Madonna Addolorata alla ricerca del sepolcro in cui era stata tumulata la salma del Cristo crocifisso. Una tradizione molto sentita nel nuorese in cui il culto della Vergine e i riti della Settimana Santa si intrecciano indissolubilmente. La processione, illuminata dalle fiacole, ha preso il via dalla chiesa cattedrale. I fedeli hanno toccato 7 chiese del centro storico, da quella del Rosario alla Solitudine a Santa Croce, per poi far ritorno nella chiesa di Santa Maria della Neve. In ogni edificio sacro è stato allestito un altare con i germogli di grano, simbolo di rinascita e speranza. All'interno delle chiese i cori cittadini hanno intonato i canti sacri in limba che hanno ricordato il mistero della passione di Cristo. Per una serie cristiani hanno provato a rivivere l'emozione e il dolore di una madre alla ricerca disperata di una tomba su cui piangere il proprio figlio. Una rievocazione che anticipa quanto accadrà stasera in occasione del Venerdì Santo, il giorno del lutto per i cristiani in cui si compì il destino del Dio fatto uomo venuto sulla terra per redimere l'umanità dai suoi peccati e donare la vita eterna. In serata in cattedrale è stata messa in scena la rappresentazione del Siscravamentu. La confraternita di Santa Croce ha rievocato la passione di Cristo, la sua crocifissione, un momento di grande intensità emotiva che colpisce per il suo realismo. Una riproposizione delle pagine del Vangelo dedicate alla passione che è culminata con la deposizione del corpo di Cristo e la sua traslazione in processione nella chiesa di Santa Croce, dove rimarrà fino alla Pasqua di Resurrezione.